sezione di Torino. Ci troviamo in compagnia di, ti chiami? Micaelio, Anno di nascita? il 2-11-47. Reparto in cui si è svolto il servizio militare? Il servizio militare l'ho svolto a Bra al CAR, Torino, la Montegrappa e basta. Sono andato a finire l'ospedale militare prima di partire per la Norvegia e in Norvegia non ci sono andato. Luogo di residenza al momento del terremoto? Torino. Gruppo alpini di appartenenza? Allora, al momento del terremoto ero a Torino Centro, in via della Rocca. E adesso? Adesso sono a Parella, via Salbeltram. Sempre Torino, perfetto. Sempre a Torino. Allora, adesso veniamo a parlare di quel tragico evento. Cosa ti ricordi della sera del 6 maggio 1976? Cosa stavi facendo e qual era il tuo lavoro? Allora, io di quel 6 maggio del 1976 ero a Torino e lavoravo come elettricista e Buonanima di Fanci aveva avvisato dicendo: ragazzi, bisogna andare giù a aiutare i nostri fratelli, i Fradis. Che Fanci era il presidente? Sì, era lui il presidente sezionale, ingegner Fanci, con la Peano. Avevi già una famiglia e loro come presero questa tua scelta di andare in Friuli? No, l'hanno presa bene, io non ho famiglia, non sono sposato. Nel cantiere di quale paese sei andato a lavorare? Allora, io sono andato a finire nel cantiere numero 5, Villa Santina, non sapevo nemmeno dove si trovava, Alta Carnia, sono partito da solo col maggiolino, ho fatto un viaggio tremendo sotto l'acqua fino a Villa Santina e mi sono trovato in una segheria distrutta dove c'era una enorme tenda circolare ed era chiamata al circo. Era stata donata da Fanci, che gliel'hanno regalata quelli di Italia 61. E si dormiva là dentro. Chi dormiva là dentro? Chi dormiva nei vagoni ferroviari e chi dormiva in quella casa, in quella segheria mezza distrutta dove si era formata la cucina e qualcuno dormiva là dentro, però a rischio loro. E c'erano tuoi compaesani, amici in quel campo? Io là non c'era né compaesani né amici. Là ho trovato parecchi amici, ho trovato un impresario di Rivoli, impresario edile, al mattino, dopo la donata, ha formato una squadra operativa, in un'ora era già operativa. A ognuno ha dato un incarico. La squadra era formata da un avvocato, un vigile, un pianista, insomma tutta gente che non aveva mai visto né un martello né niente, escluso Giovanni Fontana, che lui era un falegname, di lì abbiamo formato, lui ha formato, diciamo, non vorrei nemmeno dirlo, la famosa squadra Cumino di Rivoli, che lui non voleva che si chiamasse squadra Cumino, però siamo sempre stati uniti, siamo intervenuti in lungo e in largo in Piemonte e poi siamo andati a finire in Russia all'asilo Rossos, all'asilo Sorriso. Che ricordi hai di quei giorni in una zona tanto devastata? Allora, che sentimenti provavi mentre lavoravi? Quanto incidevano questi sentimenti sull'impegno e la fatica fisica? Allora, quei giorni là io ho solo visto disastri, case distrutte, c'era parecchi bambini, anziani, perché gli uomini erano all'estero a lavorare. Però abbiamo fatto un buon lavoro, una buona squadra e mi sono trovato bene, benissimo, veramente bene, perché poi la popolazione, terminati i lavori che facevano lungo il giorno, venivano al campo e davano una mano ad aiutare in cucina a preparare la cena, il pranzo per il giorno dopo.
Ecco, quindi il rapporto con la popolazione terremotata è stato più che buono. Buono, buonissimo, ottimo. Abbiamo ancora dei rapporti adesso, dei contatti con il gruppo Alpini di Villa Santina, con la maestra Anna Maria e un'altra maestra, e non ricordo il nome, ci picchia. Vabbè, nessun problema. Comunque siamo ancora in contatto, tutto. Ecco, quanto questa esperienza ha influenzato la tua vita e soprattutto il modo di affrontarla? Ma l'esperienza, io ho fatto che avevo già fatto esperienza andando a Lourdes con i malati e tutto, perciò ero già abituato a qualsiasi tipo di situazione che mi dovevo trovare. È stata buona l'esperienza, ho imparato moltissimo da quella gente, dagli anziani e da tante altre persone. Adesso una domanda un po'. Ritieni che anche oggi ci potrebbe essere una mobilitazione volontaria come quella che misero in campo gli alpini 50 anni fa? Non lo so. Non lo so, perché le idee che ci sono non sono uguali a quelle di 50 anni fa, quando noi siamo partiti, perché quando per l'anima di Fanci ha detto ragazzi bisogna andare giù, non c'era né perché né il come, siamo partiti allo sbaraglio e siamo andati, senza tanti problemi, perciò a nostre spese, non abbiamo chiesto niente a nessuno e siamo andati. E ti hanno comunque dato poi qualche riconoscimento Ah sì, altro che lo stipendio, ecco. ci hanno dato una medaglia, un distintivo adesivo con scritto cantiere numero 5 Villa Santina Udine. Bene. E che poi dopo io l'ho fatto rifare perché essendo adesivo si è perso, è andato e l'ho fatto rifare in alluminio, come quello di Pesco Pagano e come questo qua della Russia, che è sempre lo stipendio. Va bene. Elio, ti ringraziamo, è stato un piacere. Comunque io mi sono trovato bene in tutte le situazioni, anche laggiù a Rochos mi sono trovato benissimo, abbiamo conosciuto parecchie persone brave, oneste, anziani, che comunque quei pochi anziani che venivano al campo volevano bene agli italiani. Ti ringrazio. Mi ricordo un fatto di una donna anziana, si era fatta male una caviglia ed è venuta al campo e si è fatta capire che aveva dei dolori, aveva male, e il nostro dottore, e non mi ricordo più come si chiama, però faceva parte della Lombardia, l'ha medicata, l'ha curata e tutto. Il giorno dopo è ritornata sta donna con un mazzo di fiori raccolti in un campo, in un prato, e gliel'ha portati il dottore e quel dottore si è messo a piangere come un bambino perché lei non aveva soldi, voleva pagare, però ha chiesto niente e come riconoscimento gli aveva portato quel mazzolino di fiori. E un altro personaggio molto che mi ricordo è il professor Morozov, che poi ha fatto un museo. Non so nemmeno se è ancora vivo, perché può darsi benissimo, perché lui quando c'è stato l'invasione degli italiani laggiù, il quarto corpo d'armata, lui aveva 10 anni. Bene, ti ringraziamo per la tua testimonianza e comunque io ho auguri. avuto una bellissima esperienza, veramente bella e mi sono adattato a tutte le situazioni. Bene, ti ringraziamo. E sono contento, anzi sarei di nuovo pronto a ripartire se hanno bisogno. Speriamo che non ce ne sia più bisogno. Speriamo di no, però comunque se c'è bisogno, nonostante gli anni, la forza c'è ancora, la volontà, ecco. Magari la forza di meno, ma la volontà c'è. Va bene. Ti ringraziamo. Viva gli alpini. Viva.